Allora, vedevo un attimo gli ultimi dati relativi al contagio. Qui siamo naturalmente all'appuntamento del sabato in diretta con noi. Oggi sono un po' più rinfrancato perché il mio amico e il compagno di viaggio Riccardo Barberi è qui e mi diceva le proiezioni sono buone, però non le sveliamo perché poi no? Sei anche tu un po' più Non rilassato. possiamo dirlo comunque. Sì, le proiezioni aggiornate rispetto ai dati che avevamo dato la settimana scorsa sono sicuramente più promettenti. Ma non sveliamolo perché sennò ci bruciamo tutta la Assolutamente no. trasmissione. Oggi sei lontanissimo perché le misure anti-Covid che abbiamo messo in atto nella nostra struttura sono rigidissime. Siamo a quanti siamo? 5-6 metri di distanza, no? Eh sì, Se invece sei a 2 metri e mezzo dal presidente dell'ordine dei medici di Cosenza, Eugenio Corcione. Distanza è giusta, Sì, Eugenio? Eh? Non tutto a possiamo posto. dire nulla da questo punto di vista. Tutto rispettato. Da noi si entra, misurazione della temperatura, mascherine e poi in studio distanziamento, perché questa è la regola e noi siamo rispettosi delle regole. In collegamento con noi, così andiamo subito nel cuore del problema, la professoressa, direttrice della cattedra di microbiologia dell'Università di Parma, Adriana Calderaro. Buongiorno, buongiorno. Professoressa, si pensa non solo al Covid ma anche all'influenza che sta per arrivare. Ha isolato il primo virus, quindi come dire, sarà virulenta anche questa, sarà più morbida? Che cosa prevede? Beh, prevediamo di continuare ad avere lo stesso ceppo di virus influenza di specie A, sottotipo H3, probabilmente N2, è stato identificato il genoma di questo virus e quindi lo stiamo analizzando, però non sembra essere un virus nuovo, anzi ha tutte le caratteristiche per poterci tranquillizzare. È lo stesso virus che circola dall'inverno del 2016, quindi abbiamo fatto esperienza con questo virus ormai da diverse stagioni, almeno 4 stagioni invernali, dunque nulla di nuovo e nulla di preoccupante per il momento. Notizia. Quindi vuol dire che anche il tipo di vaccino che si è utilizzato per l'influenza dello scorso anno e gli ultimi 4 anni successivi, cioè, scusate, l'ultimo anno va bene così, può andare Sì, bene, insomma. la vaccinazione disponibile contiene già questo ceppo e quindi non ci sono motivi per poter pensare che debba essere modificata. Teniamo anche in considerazione che la maggior parte della popolazione adulta ormai è stata adulta o anche insomma bambini in età un po' più avanzata è stata esposta a un agente che circola da alcuni anni, quindi è verosimile pensare che molti di noi l'hanno già incontrato e dunque il nostro sistema immunitario è già pronto a poterlo aggredire se dovesse capitarci di incontrarlo. Voglio dire, a questo punto di vista almeno una buona notizia arriva in questa stagione invernale che sta per arrivare. Già dobbiamo combattere con il coronavirus, ma se il virus influenzale è dello stesso ceppo di quello che abbiamo già incrociato nel precedente anno, beh, allora vuol dire che qualcosa di positivo possiamo sperarlo. Senta, per quanto riguarda invece la questione della vaccinazione, ecco, lei consiglia a tutti di vaccinarsi? Beh, le indicazioni sono fornite dal Ministero della Salute e quindi è l'organo preposto a dare indicazioni al riguardo e noi medici non possiamo fare altro che ovviamente obbedire. Il Ministero consiglia la vaccinazione, ricordo che non è obbligatoria, è una vaccinazione consigliata alle categorie a rischio della popolazione, così come identificate dal Ministero della Salute e su questo c'è in particolare un ulteriore motivo quest'anno. Il primo virus che è stato identificato non è un virus nuovo e quindi è ragionevole che queste misure precauzionali suggerite dal Ministero della Salute possano essere seguite. Dunque non abbiamo un virus nuovo e non c'è motivo di essere
spaventati o di pensare a tappeto, a misure di profilassi per l'intera popolazione. Poi teniamo in considerazione un altro aspetto che nelle precedenti stagioni di influenza non avevamo, ovvero le misure che lei ha citato prima di prevenzione primaria, cioè l'uso della mascherina, il distanziamento interpersonale, l'ingresso all'interno di locali più o meno affollati, anzi poco affollati, previa misurazione della temperatura corporea, lavaggio frequentissimo delle mani, disponibilità di gel disinfettanti in tutti i luoghi di accesso pubblico. Ecco, questo sicuramente sarà un anno particolare nel quale stiamo applicando delle misure di contenimento per tutte le infezioni dell'apparato respiratorio, non solo influenza e coronavirus SARS-2, che sicuramente daranno dei frutti. Dunque abbiamo tutti i motivi per cominciare con ottimismo questa stagione, dal punto di vista dell'influenza e delle infezioni respiratorie. Questo virus influenzale che è stato già isolato nei prossimi giorni o nei prossimi mesi possa subire delle trasformazioni, no? No, non ne abbiamo motivo dal punto di vista scientifico, conosciamo molto bene il virus influenzale, lo ricordo, è stato isolato nella specie umana nel 1933 per la prima volta utilizzando il furetto come animale per poterlo far replicare, per poterlo studiare, e questo virus non ha la capacità di mutare in così breve tempo. È un virus molto particolare, un oggetto biologico molto particolare, molto velocemente ha una carrozzeria fatta molto bene e un motore che è fatto di tanti pezzettini di motore, se un motore è fatto di 7 pezzi. Ebbene, ognuno di questi pezzi, quando il virus replica, viene fotocopiato da una fotocopiatrice infedele che nel corso di tante replicazioni e di tante infezioni piano piano introduce dei piccoli errorini, cioè fotocopia male e nessuno corregge l'errore di fotocopiatura. Ci vogliono molti errori accumulati affinché il virus possa modificare qualcosa che lo faccia diventare un nuovo sottotipo, cioè che abbia dei numeri nuovi e che ci fanno capire che è cambiato. Questo non avviene solitamente, non l'abbiamo mai visto prima nella storia dell'influenza, nell'ambito di un fenomeno epidemico, ma questo virus cambia soprattutto quando passa tanti ospiti prima di arrivare alla specie umana, oppure quando ha una serie di passaggi all'interno della nostra specie nel corso del tempo. Quindi non è, diciamo, prevedibile che ci possa essere un virus nuovo che sia questo che muta. Grazie professoressa per aver accettato il nostro invito, le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, mi permette di salutare il mio presidente dell'ordine perché esercito qui la professione ma sono felicemente iscritta all'ordine professionale di Cosenza, quindi saluto il dottor Corcione, in bocca al lupo per il suo imminente evento elettorale. Grazie. Eugenio Corcione, questa storia, il fatto che il virus influenzale sia lo stesso dell'anno scorso, insomma, quindi già conosciuto, è un fatto positivo, no? Sì, diciamo che però il problema, io notavo questa cosa particolare di Adriana Calderaro, che per carità siamo tutti liberi, dobbiamo andare a lavorare dove abbiamo opportunità, però purtroppo ne abbiamo troppi di cosentini che hanno successo e che lavorano fuori Calabria. Ci tengo a sottolinearlo, io ne ho contati una 60, è qualcosa di estremamente, cioè noi spendiamo soldi per formarli, spendiamo soldi per tirarli su e li espelliamo dalla nostra Calabria. Questo è qualcosa di intollerabile, fermo restando che poi è molto bello invece aver successo fuori ed è giusto che ci sia, ma se ci fosse qualche cosa non di obbligatorio o delle opportunità che sono colte solo in un senso e non nell'altro, noi purtroppo espelliamo i nostri giovani. Questo è qualcosa, ripeto, da sottolineare con grande forza. Se non investiamo in sanità e se non mettiamo a posto le cose a casa, rischiamo, al di là del virus mutato o meno, di andare molto ma molto male nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La professoressa Calderaro mi sa che l'ha ascoltata, no? Ha ascoltato l'intervento di Corcione, sorride, quindi sentiamo un suo intervento su questo. Posso?
Verissimo, verissimo. Tuttavia, nel mio caso specifico, e il dottor Corcione lo sa sicuramente, io sono diventata professore nell'Ateneo dove mi sono laureata, quindi sono stata formata qui e questo Ateneo, dopo lavori e soggiorni all'estero lavorativi, mi ha dato l'opportunità di ritornare dall'altra parte della cattedra. Quello che dice però il dottor Corcione è molto vero. Più che il sistema sanitario, Eugenio, ci vorrebbe una sinergia sistema sanitario-università. Sai molto bene che abbiamo necessità di ampliare la formazione in medicina e chirurgia nelle regioni del sud e se questo avvenisse, molti di quelli che oggi sono ragazzi universitari fuori sede potrebbero avere nella nostra regione l'opportunità di completare un percorso di studi, ma ovviamente gli ordini professionali sono solo una piccola goccia nel mare di tutti quelli che sono gli interessi pseudopolitici che girano intorno alla formazione universitaria con degli ospedali a supporto delle facoltà di medicina. Quindi in linea di principio sono perfettamente d'accordo con te. Nel mio caso specifico la mia città e la mia terra mi ha dato tanto e continua a darmi tantissimo, decisamente però devo riconoscere, devo essere grata all'Ateneo di Parma nella quale mi sono laureata, dove ho avuto l'opportunità di ritornare da professore. Quindi qui hanno investito su di me, però hanno anche ripreso quello che hanno speso. È vero, è vero. Grazie, grazie Adriana Calderaro, grazie. Riccardo, vediamo questa prima slide, perché hai dato questa notizia prima confortante e vediamo, sostienila con i numeri, Allora, guarda, le prime slide sono come al solito la fotografia di quello che sta succedendo. Le proiezioni le facciamo dopo che abbiamo fatto il quadro attualizzato. La prima slide riguarda i casi positivi al Covid-19 osservati nelle ultime 2 settimane nell'area europea. Prima di commentare questa slide voglio dirvi che nel mondo ormai abbiamo superato 1 milione di decessi accertati e i casi confermati sono oltre 34 milioni e mezzo. Purtroppo nel mondo la tendenza è in leggero peggioramento perché i casi giornalieri che vengono riconosciuti stanno passando da 250.000 al giorno a 300.000 e i decessi stanno aumentando dai 5.000 che erano stabili dagli ultimi mesi, stanno passando a oltre 5.500 al giorno. Quindi la situazione mondiale non è confortante. Andiamo a vedere la situazione europea. Questo grafico si legge così. I colori chiari indicano un basso incremento nelle ultime 2 settimane di casi di Covid. I colori più chiari sono per esempio quello della Calabria, che è giallo, che infatti ha una incidenza di solo 10 casi ogni 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane. Vedete che è 4 volte più bassa dell'Italia, che sono 40, che è comunque un numero basso, perché ci confrontiamo con la Spagna, che ha valori superiori a 300 ogni 100.000 abitanti, alla Repubblica Ceca con 283, la Francia con 242, l'Olanda, il Belgio vicini ai 200, la Danimarca 121, eccetera. Quindi l'Italia è in una posizione migliore degli altri paesi italiani, la Calabria in Italia è in una posizione ancora migliore. Vedete che è l'unica regione gialla in tutta la nazione italiana. Quindi l'Italia continua, diciamo, a godere dei vantaggi che ha acquistato durante il lockdown e delle regole soprattutto che si continuano in media a seguire a livello nazionale. Se vogliamo passare alla slide successiva, ci sono i numeri complessivi italiani che ormai conosciamo abbastanza, per fortuna non crescono troppo velocemente. Abbiamo 50.000 persone, un po' più di 50.000 persone in isolamento domiciliare, i ricoveri con sintomi hanno superato i 3.000, siamo a 3.142, le terapie intensive si avvicinano a 300. Sono numeri che cominciano a diventare significativi, ma molto più bassi di quelli che possono creare problemi, per esempio, al sistema sanitario. È interessante la torta che è disegnata sotto, vedete che riporta in percentuale i casi
confermati per regione. Ovviamente la regione più colpita è la Lombardia, che ha più di 100.000 casi, 107.000, è la parte in basso, in blu, poi seguono il Piemonte, l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Lazio, eccetera. La Calabria l'ho aggiunta io perché era messa insieme alle rimanenti regioni che insieme cumulano un po' più di 50.000 casi. Beh, la Calabria fa lo 0,6% dei casi totali in Italia ed è quella striscetta rossa che ho disegnato. Ora, poiché la Calabria rappresenta il 3,3% della popolazione italiana, avere solo lo 0,6% dei casi totali ovviamente ci dice che siamo in una situazione di vantaggio e dovremmo fare di tutto per conservarla. Fermati qui un attimo, voglio sentire Eugenio Corcione su questi numeri. Non sei preoccupato del Covid, no? No, io direi invece che bisogna, insomma, non mi piace nemmeno dire tanto preoccupato, non preoccupato, ottimista, pessimista. Qua bisogna mantenere le regole e basta. Esatto. E tutto sommato deroghe che devono essere semplici, regole che devono essere semplici, senza deroghe. Per cui, per quanto possa sembrare, ho visto delle dichiarazioni di più persone, Tarro fra questi, eccetera, che dice che la mascherina all'esterno è una cosa inutile, beh, insomma, se si fanno delle deroghe, il cittadino interpreterà la deroga come legge. Per cui, bene o male, il buonsenso vuole che le regole devono essere semplici e di facile applicazione. La mascherina si è ritrovata unico mezzo reale, si usava secoli fa e continua a usarsi oggi. Purtroppo abbiamo solo questa, dobbiamo usare questa con costanza e senza... Quindi tu approvi questa... Certo che approvo, sia a livello locale, sia come pare diventi forse un'indicazione nazionale. Si sta ragionando. Perché è molto semplice e si comprende facile. Piuttosto, semmai, è il contrario che non condivido. Devo dire, le leggi, le direttive si fanno, ma bisogna anche vigilarle, bisogna anche controllarle, che è il problema dell'Italia in generale e della Calabria in particolare. Cioè bisogna vigilare su queste regole, perché soltanto se c'è si vigila sulle regole, del bene o del male, si hanno dei risultati. Il fatto che noi siamo in vantaggio, è vero che noi siamo in vantaggio, purtroppo non è solo merito nostro. In qualche maniera abbiamo minori spostamenti, siamo molto poco attrattivi come attività economica e quant'altro, per cui è chiaro che in questo contesto, cioè fatti negativi per il problema della pandemia diventano fatti Quindi il positivi. fatto che la nostra regione è scarsamente popolata è... Scarsamente popolata, ma soprattutto diciamo così, è poco intraprendente rispetto alla media nazionale, ecco, diciamo così. I movimenti sono più contingentati, sono relativamente più modesti. Abbiamo avuto il boom quest'estate, dopodiché ci si ferma. Questo è un vantaggio, un fatto negativo che nello specifico diventa un vantaggio. Io devo dire che insomma non mi piace la parola ottimismo o pessimismo, bisogna seguire le regole e basta, sperando che si riesca in qualche maniera a controllarla in Europa il problema, perché io non credo che possiamo diventare un'isola nell'Europa. Parlo dell'Italia, cioè non credo che riusciamo con una Francia in ebollizione, la Spagna lo stesso, eccetera, rimanere a questi livelli globalmente, per cui è questa la preoccupazione. Però più abbiamo grossa. già dato noi da questo punto di vista. Sì, e devo dire abbiamo dato e siamo stati anche molto bravi. Siamo stati anche molto bravi perché per esempio il lockdown tutto sommato ha funzionato perché non è stato localizzato, non ha avuto delle deroghe, se non limitatissime per motivi proprio di sopravvivenza, e questo è stato molto semplice. La gente l'ha capito, ha avuto paura e ha risolto il problema. Non ce lo possiamo permettere più il lockdown. Quindi non avendo quell'opzione, la preoccupazione viene proprio perché manca l'opzione lockdown, perché significherebbe una distruzione economica che ovviamente sarebbe molto, molto indeggiato. Ecco perché dico, bisogna in qualche maniera rispettare le regole che abbiamo, sperando che l'Europa invece dia qualche cosa dal punto di vista organizzativo, perché devo dire la Francia da una parte e la Spagna dall'altra hanno dato pessime indicazioni, pessimi esempi organizzativi. Forse hanno sbagliato l'approccio. Ecco. Sì, insomma, l'hanno forse banalizzato, l'hanno forse banalizzato all'inizio e si trovano in grosse difficoltà. Riccardo, tu non sei d'accordo con le mascherine all'esterno, no? All'aperto, insomma. Io intanto voglio dire che sono d'accordo col dottor Corcione, nel senso che sono d'accordo che le regole devono essere semplici,
e se le regole arrivano ad essere come quelle che sono state promulgate, come la mascherina all'esterno, che in Calabria onestamente per il livello di rischio che abbiamo non sarebbe richiesta, però è vero che derogare in Italia e anche nelle regioni meridionali, magari in maniera particolare, fa sì che non si segua poi nessuna regola. Quindi è un po' il nostro comportamento. Se noi fossimo consapevoli di quello che facciamo e responsabili, probabilmente potremmo avere delle regole un po' più lasche. Poiché questo poi alla fine non succede, poiché c'è un negazionismo anche che trasversalmente è diffuso attraverso i social, attraverso il chiacchiericcio delle persone, è chiaro che alla fine la regola deve essere piuttosto netta. Quindi a questo punto devo dire che da questo punto di vista il dottor Corcione ha ragione. Meglio dire la mascherina sempre piuttosto che mettere delle regole che poi possano essere interpretate in maniera da creare pericolo. Mi fai vedere un'altra slide? Vediamo un attimo quello che hai preparato così. Dopo aver fatto la fotografia complessiva, diciamo, della crescita nelle ultime 2 settimane, possiamo andare a vedere cosa è successo storicamente da luglio ad oggi. Abbiamo il trend settimanale dei nuovi casi e soprattutto del rapporto positivi casi testati. Allora, quello che si vede è che a luglio in Italia noi avevamo 1400-1500 casi nuovi alla settimana. Ora ne abbiamo invece, nell'ultima settimana ne abbiamo avuto 12.000. Quindi capite che abbiamo avuto un incremento di 10 volte. Quindi il virus si sta diffondendo nonostante i numeri siano ancora bassi ed è in crescita. Il dato che ci dice che è in crescita in maniera significativa non è solo il numero assoluto dei nuovi casi, che è aumentato di 10 volte, ripeto, dalla seconda metà di luglio, ma anche il fatto che aumenta il rapporto tra i positivi rilevati e i casi testati. E questo rapporto ha ormai superato il 3%. Il 3% è considerato una soglia significativa dal punto di vista epidemiologico per dire che appunto è un po' il limite di sicurezza, vuol dire che se questo numero dovesse salire dovremmo aumentare il numero di tamponi per poter seguire la catena dei contagi, quindi siamo un po' arrivati al limite. A proposito di tamponi e quindi di risposta del sistema sanitario, in Calabria, Eugenio Corcione, come si sta rispondendo? Bene? Non ho capito. Faceva riferimento ai tamponi, alla necessità di fare tamponi, che questi vengano processati in fretta per avere il controllo dell'espandersi dell'epidemia, per impedire che questa si espanda. Dico, in Calabria come ha risposto, come ha retto, come sta reagendo il sistema sanitario? Sta reagendo grazie alla collaborazione esasperata, quasi eccessiva, devo dire, di quello che avevamo prima. Pochissimi investimenti, a spot, con personale precario, forse nemmeno assunzione di personale vero in più, braccia da lavorare, tra l'altro su una branca, quella del processare i tamponi, che non è fare l'glicemia o l'ezotemia, con tutto il rispetto per chi la fa, sostanzialmente un esame complesso del quale necessita di un percorso di addestramento, di formazione e quant'altro. Poco personale assunto, quasi niente, e quindi grande difficoltà. Devo dire che è quasi un miracolo quello che siamo riusciti a dare, con poco più di 5 siti dove processare i tamponi abbiamo fatto anche troppo, devo dire. È assolutamente necessario potenziarlo, lo sto gridando da tanto tempo, ma devo dire che le esigenze di bilancio, o meglio, di cosmesi del bilancio stesso, impongono, malgrado le grandi facilitazioni che i decreti per Covid consentirebbero di fatto assunzioni poche, quasi nessuna. Peraltro il processare i tamponi è una delle cose importanti, ma non è l'unica importante. Devo dire che la nostra carenza di personale è il problema principale oggi come oggi. Chiunque possa scorrere gli albi pretori di qualsiasi ASL vedrà decine di pensionati senza nessuna assunzione. Lei capisce che in pochissime settimane, non mesi,
noi possiamo andare alla chiusura, come ci sono già state, di interi servizi, di intere attività, e per chi rimane una sofferenza estrema, una difficoltà estrema, addirittura a chiudere la settimana, cioè a chiudere i turni, perché l'ansia che viene il sabato e la domenica e chi farà il lunedì, il martedì, non si può andare avanti così, non si può programmare. E il commissario che fa? Prego. Il commissario cosa fa? Ma poi il problema è proprio lì, noi dobbiamo andare verso un superamento di un commissariamento che di fatto fa solo servizio ingegneristico o, se volete, ragionieristico, ma senza quella esigenza. Cioè, io non l'ho mai visto girare gli ospedali, non l'ho mai visto girare questa sofferenza estrema di chiudere i turni, di rendersi conto di quello che c'è e quindi spingere a che in qualche maniera si risolva il problema cardine della nostra sanità, che è il problema del commissariamento. Mi rendo conto di un problema, che mi rendo conto che chi gestisce in qualche maniera ha poi delle responsabilità personali e quindi la chiusura di un bilancio il più accettabile possibile, mi rendo conto che è la spinta vera, quindi la spinta vera è il bilancio e non è il servizio. Diverso sarebbe se ci fosse un governo del sistema molto più organizzato e soprattutto indirizzato verso i servizi, non verso l'attività di bilancio. Per carità, il problema del bilancio è un fatto importante, noi ci dobbiamo porre come primo problema quello di risolvere i nostri debiti, perché sennò ci saranno buttati avanti sempre, continuamente. Ma sempre questi debiti, togliamo questi esatto, debiti, ma li però dobbiamo risolvere e non mi sembra che 11 anni di commissariamento li hanno nemmeno affrontati, perché addirittura sono aumentati. Questa è l'esigenza vera. Io non riesco a capire com'è possibile che regioni, tutto sommato, addirittura con debiti di gran lunga superiori ai nostri, come la Campania e eccezionalmente il Lazio, che aveva oltre 10 miliardi di debiti, in pochissimo tempo ha chiuso. È solo capacità del Lazio o conta politicamente molto di più? Lo Stato si è accollato alcuni debiti che in Calabria non vuole accollarsi, o mi sbaglio? Cioè è questo il dato che dobbiamo risolvere, ma questo si fa con governanti calabresi che devono vivere in Calabria e che vivranno in Calabria, non con qualcuno che spot viene in Calabria per fare non si capisce cosa, per aggiustare qualche cosa che non si riesce ad aggiustare. E questo è il dato. Ormai non siamo alla prova di 6 mesi, siamo a 11 anni di commissariamento. 11 anni di commissariamento. Andiamo alla pubblicità perché continuiamo tra un attimo. Allora, torniamo in diretta. Voglio dire che la professoressa Calderaro ci sta ascoltando, quindi quando vuole può intervenire assolutamente. Appena lo riterrà opportuno, noi la immettiamo nel nostro circuito della diffusione. Riccardo, andiamo avanti con qualche slide. Sì, allora la slide successiva di conferma rispetto al fenomeno di crescita del contagio in Italia. Qui c'è il famoso e famigerato, anche secondo me, rapporto tra i positivi e i tamponi diagnostici, o meglio i tamponi diagnostici positivi rispetto a quelli controllati, che anche questo ormai è arrivato quasi al 4%. Ecco, questo io ho già detto nelle puntate precedenti, questo dato è importante, ma non è il più significativo, perché non c'è una corrispondenza una persona un tampone, ci sono persone che hanno bisogno per i controlli di più tamponi, lo sappiamo, quindi quello che conta è il rapporto tra i casi testati, cioè le persone testate e poi i casi positivi che vengono rilevati. Comunque anche in questo caso questo dato, che spesso sui social è riportato come stabile da sempre negli ultimi mesi, non è così. Questo dato, anche questo, sebbene meno significativo, è in crescita evidente ed è per questo che dobbiamo stare attenti, perché se andiamo a vedere la slide successiva, la diapositiva successiva, qui sono riportati i ricoveri e le terapie intensive in Italia da marzo fino a ieri. Quello che si vede è che ovviamente a marzo-aprile avevamo avuto un picco di ricoveri di 33.000 persone, con terapie intensive che erano arrivate a 4.000. E vedete al giorno, no? Questi sono dati per singolo giorno.
E vedete che oggi i ricoveri sono solo 3.436 e le terapie intensive 294. Il fenomeno però è in crescita. Allora, c'è una notizia negativa, il fenomeno è in crescita, c'è una notizia positiva, il fenomeno è in crescita in maniera sostanzialmente lineare. Lineare vuol dire che in qualche modo l'epidemia è sotto controllo, cioè le azioni che stiamo facendo di sicurezza, le mascherine, l'igiene delle mani, il distanziamento, fanno sì che il virus non possa diffondersi come vorrebbe, perché naturalmente questa crescita sarebbe invece, come sappiamo, esponenziale. La crescita lineare è una cosa vantaggiosa, ovviamente va mantenuta, il che vuol dire che le regole che stiamo seguendo vanno assolutamente rispettate al massimo, quindi molto dipende non solo dall'Organizzazione Generale della Sanità, dalle scelte politiche, eccetera, ma dal comportamento individuale di ognuno di noi. Professoressa Calderaro, lì come la vivete questa pressione della pandemia, in quel di Parma? Ma la pressione è abbastanza allentata. Volevo, se mi permetto, commentare questi dati che ho ascoltato e non vedo, quindi ho il beneficio del filtro dell'audio e non di averli visti direttamente. Dobbiamo però distinguere, per ragionare di numeri veri, il caso si intende una persona con malattia. Il tampone positivo non vuol dire nulla. Se è una persona che ha l'infezione ma non ha segni e sintomi di malattia, non è un caso. Questa persona non grava sul sistema sanitario, non va dal suo medico e non va tantomeno in ospedale. Vero sul movimento, quindi il numero di tamponi positivi non equivale a dire che c'è un numero di malati in crescita. Questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione. C'è un altro aspetto sul quale mi volevo permettere un commento. Qui non abbiamo in questo ospedale, che è un ospedale di dimensioni medio-piccole e che è un ospedale di terzo livello, non abbiamo un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo destinato all'organizzazione ospedaliera quella che è la normalità, mantenendo però dei letti cosiddetti socchietto per eventuale emergenza, ma i ricoveri in terapia intensiva ci sono anche perché ricordiamoci che nei mesi passati poche persone o quasi nessuno ha avuto accesso al sistema sanitario per delle patologie seppure gravi e importanti, e quindi adesso c'è qualche caso che è andato incontro a delle complicanze, a delle cronicizzazioni o a degli eventi avversi per mancanza di cura prima, e poi c'è qualche caso di infezione concomitante a coronavirus in soggetti che iniziano magari un periodo stagionale, qui l'autunno è già cominciato, con qualche infezione dell'apparato respiratorio. In via precauzionale si preferisce averli in regime ospedaliero per poter eventualmente intervenire sulla funzionalità respiratoria da ripristinare. Quindi la situazione la riterrei di una certa tranquillità, pur consapevoli che abbiamo comunque delle categorie a rischio qualora l'infezione da coronavirus venisse contratta da questi soggetti e venisse diffusa. Eugenio Corcione, questo problema dell'impossibilità di accedere in ospedale in una situazione di pandemia ha creato e crea tantissimi problemi ai cittadini. Sa quanti mail riceviamo al giorno di gente che dice ma io non posso più curarmi, dove devo andare, come devo fare, a chi devo rivolgermi? Allora, su questo punto bisogna fare chiarezza. Ci sono due cose da dire. La prima, l'ospedale per suo ruolo non raccoglie pazienti, raccoglie gente che non sta bene e quindi raccoglie il rischio che possa diventare in qualche maniera l'ospedale stesso un focolaio. Quindi tutto ciò che non è necessario vada in ospedale, tutti ci dobbiamo fare carico a che quello che non deve andare in ospedale venga gestito fuori. Questa è la premessa. Tutto questo non è stato fatto. Quindi, intanto la premessa, tutto ciò che può non andare in ospedale deve essere gestito fuori. Tra le cose che non devono andare in ospedale, piaccia o meno, sarà sconveniente sul piano della compliance di quattro soldi, la mancanza dei familiari, perché sento troppo dire questa storia dei familiari. Fanno bene a non far entrare i familiari perché potrebbero essere vettori all'interno e all'esterno di infezioni. Capito, ma uno finisce al pronto soccorso, mica può stare lì da solo, non sa nemmeno dove è andato a finire, non sai nulla. E ancora una volta ritorno al discorso di prima, cioè qui era indispensabile come primo allarme
Io non ho chiesto nemmeno medici, addirittura non ho chiesto nemmeno infermieri, ho chiesto ausiliari, perché è indispensabile triplicare le braccia fisiche in ospedale come operatori, triplicare le braccia fisiche, cioè gli ausiliari, perché servono in un ospedale, peraltro parliamo di quello di Cosenza, pieno di tutta una serie di percorsi distanti l'uno dall'altro, un ospedale assolutamente fuori norma, assolutamente vecchio da tutti i punti di vista, se non per qualche tecnologia invece moderna che c'è e per qualche operatore che si aggiorna, ma dal punto di vista strutturale è assolutamente disomogeneo. Beh, lì si può colmare questa disomogeneità con moltissimo personale ausiliario che deve ricucire, che deve far mangiare il malato, che deve accudire lo stesso. Tutto questo non è stato fatto ed è questo il dato che sottolineo, ma non si può pensare che si sostituisce questo col familiare che non è dovuto, perché in genere non è dovuto, e con il rischio ovviamente del mancato controllo e quindi dell'infezione. Questa è la premessa. Dopodiché, le patologie, è vero, è verissimo quello che dice la dottoressa, e a Parma, a Cosenza, dovunque abbiamo questo ritardo diagnostico molto, molto serio, ma anche qui è indispensabile che il governo ci faccia sapere, non si litighi su come finanziare, come si finanzierà la sanità, ma ci faccia sapere quello che vuole fare, discuta con chi è competente su che cosa bisogna fare e farlo rapidamente, perché non c'è dubbio che per poter fare quello che ho detto prima, cioè di far raggiungere in ospedale solo l'indispensabile, ma accudire bene fuori dall'ospedale, dal territorio, ciò che può essere accudito lì, benissimo. Per far questo è necessario un'organizzazione e alla fine anche investimenti, che in Calabria sembrerebbero quasi una bestemmia. Quindi è indispensabile da questo punto di vista che sentiamo un progetto e un programma. Invece io sento soltanto liti, messe sì, messe no, che mi interessa pochissimo. A me interessa cosa facciamo. Intanto lo facciamo con i soldi che abbiamo, invece di sperperarli in... ma sa come si chiudono i turni? Con i turni aggiuntivi, cioè paghiamo 2 volte lo stesso operatore quando potremmo pagarne 2 gli operatori. E capisce bene che questo è un qualcosa che non può andare avanti, questo è qualcosa di disastroso. Questa è illogica come soluzione. A proposito, parlavi prima di ospedale fatiscente, di necessità, di rivedere. Sentite questo intervento di Francesco Pellegrini, che è il direttore della Fondazione Giuliani, proprio su questo argomento, e recupera una recente intervista che il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza ha rilasciato alla Gazzetta del Sud. Sentiamo. Se dobbiamo parlare di sanità, in generale bisognerebbe dire che il sistema sanitario, anche nella circostanza del Covid, ha dato una prova di sé non assolutamente positiva, diciamo, in ogni caso insufficiente rispetto alle sfide che il Covid ha comportato. Se dobbiamo parlare poi della sanità in Calabria, anche a prescindere dalla pandemia che ancora ci preoccupa e che ci impegna, io non so se definirlo uno scandalo permanente, come dire, una ferita incurabile, in ogni caso una situazione di sofferenza, che è la sofferenza dei cittadini, è la sofferenza di chi ha necessità di ricorrere al servizio sanitario e che spesso sono obbligati ad emigrare per questo motivo. Quello che sorprende me, ma come sorprende ogni osservatore che non abbia preconcetti né in positivo né in negativo, è che questo scandalo, perché scandalo è la sanità calabrese, da anni commissariata, con una qualità spesso dei commissari tutta da dimostrare, ameriterebbe una risposta sia da parte della politica, che di quello scandalo è stato in gran parte responsabile, sia da parte dei cittadini, con un atteggiamento più critico, più attivo, più incalzante rispetto alle carenze gestionali della sanità e della politica. Ora che si parli di un nuovo ospedale, non so, faranno decenni immagino, che non si aggiunga ad una decisione condivisa e poi ad un'applicazione, a una realizzazione effettiva, questo è un altro punto di domanda. Eugenio Corcione ha ricordato che di tutte le province italiane, tutte, Cosenza è l'unica
che non ha un ospedale nuovo che abbia sostituito un ospedale che ormai credo che arrivi ai 90 anni di vita, se non di più. C'è un valzer delle chiacchiere, delle promesse che è francamente insopportabile e fastidioso. Non è soltanto nella sanità che si esercita l'impotenza verbale della politica, che peraltro occupa spazi spesso indebiti, che fanno soffrire soprattutto la classe medica, che ha nel suo ambito molte punte di eccellenza individuale e anche molte punte di mediocrità, naturalmente, come succede in tutte le professioni. Io credo che il problema oggi sia duplice. Da un lato, come dire, pretendere un chiarimento reale, non strumentale, sulle parole e sulle promesse che non conducono a nulla. L'ospedale è una delle promesse che non conducono a nulla. La collocazione, l'ubicazione dell'ospedale è una delle promesse che non conducono a nulla. Dall'altro, in generale, pretendere che si facciano molto meno parole, si facciano meno promesse, si facciano meno esercizi di reticenza e di omissione e si fornisca l'informazione pubblica, reale, corretta e tempestiva a cui i cittadini hanno diritto di avere. Eugenio Corcioli, condivide? Certo che condivido, ha ragione. Diciamo che una delle, se vogliamo dirla tutta, secondo me, insomma, la situazione nostra è che il controllo sociale è venuto meno. La Calabria ha poco controllo sociale. In qualche maniera ci si spella le mani per applaudire in qualche tornata elettorale, ma sostanzialmente si preferisce chiedere invece che ottenere. Insomma, sostanzialmente, probabilmente se in altre regioni le cose vanno meglio è perché in qualche maniera noi controlliamo poco come cittadini il nostro pubblico in generale, e tra questo la sanità. In pratica io lo interpreto così, quello che dice Francesco Pellegrini, che ovviamente è accoratissimo nei toni, purtroppo è un'amarezza profonda. Io penso che ci si deve rimboccare le maniche rapidamente, facendo un progetto vero, ma rendendosi operativo, facendo pochi spot, lavorando in qualche maniera, coinvolgendo i maggiori responsabili, quelli che devono in qualche maniera operare, ma senza fare proclami, perché questo poi faceva, senza fare molti proclami, promesse e quant'altro, ma chiare, e cominciando però da risolvere il problema, perché non mi possono ogni momento dire ma voi avete dei debiti. Io quello lo voglio risolvere, se 11 anni non ce l'hanno fatta si deve risolvere il problema, perché altrimenti non riusciamo a farlo. Facciamo punti a capo e vediamo se facendo punti a capo si riesce ad affrontare il problema, perché la cosa che dà fastidio è che quando abbiamo delle esigenze, malgrado le nostre difficoltà, riusciamo in qualche maniera a dare delle risposte. Ci piaccia o meno, ma un minimo di merito in quei numeri positivi che la Calabria ha, forse dipende anche dall'attività di tamponi che abbiamo detto, di ricerca, dove c'è un caso positivo. Noi abbiamo cominciato a fare le zone rosse molto prima, insieme al Veneto. Cioè, tant'è vero che Trezza parlava all'inizio della pandemia addirittura di modello Calabria, che mi sembra esagerato e mi sembra fuorviante, però sicuramente nelle difficoltà noi riusciamo a rimboccarci le maniche, non riusciamo a capire perché però in qualche maniera su questo tema, cioè del risolvere il problema una volta per tutti del debito sanitario e quindi dell'organizzazione sanitaria, non ci si vuole confrontare bene o male. Sembrerebbe proprio che quando si sta arrivando insomma in qualche maniera poi uno delega la sanità ad altri, questo non va bene. Riccardo, temevamo l'apertura delle scuole, invece com'è andata? Ma sembra che stia andando abbastanza bene, non ci sono dati. Mentre sui contagi, sui ricoveri, eccetera, sui ricoveri vorrei dire una cosa, è vero che abbiamo un aumento dei tamponi positivi rispetto al numero di quelli erogati, però abbiamo anche un aumento dei ricoveri in Italia e siamo a numeri che sono 1/10 circa, quindi il 10% di quelli che avevamo a marzo-aprile in crescita, anche se non appunto una crescita molto veloce.
Le scuole, noi in Italia abbiamo 65.000 scuole, diamo subito un numero, e di queste scuole nelle prime settimane di attività 794 hanno avuto un qualche tipo di problema. Questo rappresenta 1 su 1000, ma questa è una cosa secondo me perfettamente gestibile, infatti si sta gestendo. Quindi una scuola su 1000 ha avuto un problema con i contagi Covid. Alcune scuole, poche, sono state chiuse, molto più spesso il problema è stato risolto a livello delle classi o del singolo docente e quindi questo ci dice che appunto la gestione può essere fatta di questa catena di contagio che arriva alla scuola, perché attenzione, le scuole di fatto sono una specie di barriera, cioè i contagi che normalmente sono presi sul territorio arrivano alla scuola e possono essere lì identificati. Ecco, secondo me bisogna ragionare anche in questi termini, cioè se la scuola viene attrezzata e viene il sistema, diciamo, di controllo del contagio sulla scuola diventa veramente efficace, di fatto le scuole sono delle barriere alla diffusione, perché sono dei filtri che ci fanno capire cosa sta succedendo in un certo territorio. Quindi questo vuol dire che avere test rapidi, per esempio, diffusi sulle scuole, per poi passare ai tamponi quando è necessario, sarebbe un'opzione da tenere strutturalmente in considerazione. Quindi io direi che le scuole stanno andando abbastanza bene. Non ci sono dati ufficiali da parte dei vari ministeri o della protezione civile, però ci sono 2 ricercatori giovani che hanno fatto un bel lavoro. Si tratta di Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino, che stanno facendo un monitoraggio nelle scuole, stanno pubblicando dei dati quantitativi utilizzando le notizie pubbliche che si riescono a trovare. Avevo delle slide alla fine della presentazione che fanno vedere un po' qual è lo vediamo tra un attimo. Professoressa Calderaro, temeva lei l'apertura delle scuole? No, non temevo affatto, anzi non vedevo l'ora che le scuole venissero aperte, ovviamente non vedevo l'ora non in maniera isolata, ma è una scuola di pensiero scientifico con delle basi scientifiche consolidate, cioè l'apertura delle scuole che cosa comporta? È vero, sono degli ambienti assolutamente controllati, prevedibili, prevenibili, quindi sono perfettamente d'accordo sul commento che faceva il giornalista poco fa, però le scuole sono il posto nel quale si concentra la popolazione giovanile, che insomma nel nostro paese è una popolazione sana, siamo un paese cosiddetto ad alto tenore sociosanitario, quindi non abbiamo patologie gravi dell'infanzia per malnutrizione, debilitazioni eccetera, quindi una popolazione sana che comincia una vita di comunità dovuta appunto all'apertura delle scuole. È molto bene che ci possa essere un'esposizione al coronavirus SARS-2 nei giovani, perché in questa fetta di popolazione l'infezione diffonde senza causare malattia, sono infezioni subcliniche o comunque pauci sintomatiche, non ci sono casi gravi, ma questo contribuisce grandemente con un tempo ragionevolmente breve a produrre la cosiddetta immunità di gregge, così importante nel contenimento delle epidemie. Quindi è un bene che le scuole siano aperte ed effettivamente, nonostante non sia passato tanto tempo dalla loro apertura, non abbiamo avuto un'ecatombe, non abbiamo avuto dei casi numerosissimi, gravissimi, che hanno di nuovo messo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. Per cui l'apertura delle scuole è decisamente un momento importante per consentire una circolazione controllata, con l'accezione che usava prima il giornalista, e per dare la possibilità alla popolazione di cominciare a fare pressione immunologica su questo virus e spingerlo ad adattarsi sempre di più a fare meno danno. Abbiamo quindi sicuramente dei vantaggi da aspettarci dall'apertura delle scuole, e anche il fatto che questo virus co-circola con altri agenti tipici della fase stagionale nella quale ci avviamo dovrebbe indurlo ad un accordo, diciamo, con l'ospite, ad un'attenuazione del rapporto con l'ospite. Quindi è sicuramente un evento positivo l'apertura delle scuole. Per Eugenio Corcioli invece temevi queste? Anch'io ero molto favorevole all'apertura, intanto per motivi sociali, cioè, ecco. Dire, non si può distruggere un'intera generazione, quindi la scuola è assolutamente indispensabile, costi quel che costi, ma poi è giusto. Alla scuola, bene o male, qualche regola c'è,
e in più, oltre che qualche regola, si cerca anche in qualche maniera, piuttosto io mi preoccupo dei genitori che se vedono un positivo nella scuola chissà che fanno e poi non si preoccupano del figlio che fa dei party privati, va a fare sport in maniera magari poco controllata, piuttosto soprattutto a fare la cosiddetta movida nelle nostre realtà cittadine senza mascherine e quant'altro. Quindi il problema semmai è più complesso, ma la scuola va aperta assolutamente e, se mi consentite, io sono contrario al banco singolo, perché penso che nella vita ci si ricorda sempre più del compagno di banco e togliere il compagno di banco mi sembra questa sì una crudeltà. E come la gestisci questa cosa? Come la fronteggi l'emergenza? No, come si sta facendo? Escluso il discorso del banco singolo, come si sta facendo? Facendo i controlli, misurando la febbre, estrema pulizia, cercando di allargare gli ambienti, questo non c'è dubbio, ma voglio dire, non è preoccupante, anche perché parliamo di giovani. Il problema invece è che quelle cose che si devono fare per andare a scuola si devono fare anche fuori dalla scuola, sia nel trasporto, che è il momento più critico, quello è vero, è il momento più critico, nelle grandi città è il trasporto, sia soprattutto nelle attività non scolastiche, perché è lì il dato, cioè ci preoccupiamo delle 5 ore della mattina e non ci preoccupiamo di quello che fanno i nostri ragazzi la sera. Riccardo, andiamo con un'altra slide, vai. Sì. Allora, se continuiamo con quelle che avevamo preparato, nell'ordine in cui erano preparate, abbiamo un confronto tra la Campania e la Calabria, perché si è parlato di queste cose, perché la Calabria ha seguito le indicazioni della Campania per quel che riguarda l'uso della mascherina anche all'aperto. Volevo confrontare questi due casi, non sono facilissimi da confrontare perché i numeri sono molto differenti. In Calabria abbiamo circa 2.000 contagi totali, in Campania sono arrivati a 14.000. Allora, la Campania è una regione con 5.800.000 abitanti e ha avuto quasi 9.000 nuovi casi tra il 1° luglio e ieri. Questo vuol dire 152 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. La Calabria sta meglio, ha 2 milioni di abitanti, solo 839 nuovi casi tra il 1° luglio e il 2 ottobre e 42 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Quindi se andiamo a vedere la densità, quindi la percentuale con cui il virus si diffonde in Calabria, siamo circa 4 volte meno della Campania. E 4 volte meno è sicuramente un vantaggio importante. Ora, perché in Campania c'è grande preoccupazione? Ma basta vedere la curva più alta, quella rossa. Io ho aggiustato, ho normalizzato, come si dice, i due grafici in modo da far coincidere l'altezza del plateau di giugno-luglio, cioè quando sia in Campania che in Calabria avevamo una stasi della diffusione del virus. L'ho fatta coincidere per far vedere che cosa succede dopo. Ecco, cosa succede dopo a partire da luglio? Ma in Campania abbiamo una crescita molto molto ripida, vedete che questa curva rossa è quasi verticale, mentre invece in Calabria abbiamo una crescita ma piuttosto lenta e con tendenza lineare. Ecco perché la Calabria è in una situazione di vantaggio, non sono solo i numeri assoluti o la densità più bassa, ma anche il fatto che la dinamica è una dinamica che sembra controllata. Onestamente in Campania non ho avuto tempo di fare i controlli per vedere se quella è una crescita esponenziale, ma mi sembra comunque una crescita tendenzialmente che tende al fuori controllo. Quindi in Campania fanno bene ad essere preoccupati. Ma Campania hanno metropolitane, hanno... Certo, hanno densità abitative molto più alte, centri molto più grandi. Diventa difficile, ma proprio per questo in Campania bisogna stare molto più attenti e comunque dobbiamo stare attenti tutti, anche in Calabria, ma in Campania il pericolo c'è, cioè queste curve ci dicono che in Campania c'è un pericolo. Eugenio Coccione, paradossalmente i nostri ritardi, le nostre difficoltà, la nostra approssimazione, alla fine si è rivelata essere la nostra forza. Cioè, dirlo è brutto dirlo, ma è così. Sì, la nostra anche scarsezza di mezzi economici, di attività economica, dicevo prima, in qualche maniera rende il popolo calabrese un po' meno pendolare di quello che c'è a Milano piuttosto che a Roma. Ed è evidente che meno pendolarismo significa meno contagi, questo non c'è dubbio, però voglio dire non è questo che dobbiamo ambire. Adesso il nostro problema è, visto che
giustamente ci sono ritardi diagnostici, ritardi terapeutici, disperazione in alcune realtà sociali per l'assistenza sanitaria, beh, insomma, mi pare che è venuto il momento di fare il punto di un scassatissimo commissariamento e il superamento dello stesso, però non il superamento dello stesso mettendo un'altra etichetta, un altro personaggio da poter in qualche maniera criticare. No, no, qua il problema vero è un progetto che mi faccia capire o ci faccia capire a tutti come mai, come si rientra dal debito, chi è che ci consente di rientrare dal debito e che cosa si vuole fare per riformare la sanità. Perché la parola togliamo il commissario X e mettiamoci Y ben poco serve. Ho capito, però la politica ancora non ha vabbè, ma infatti l'appello mio è il continuo l'incalzare di questo discorso che ripete sempre le stesse cose e che in qualche maniera, se ci si candida, alle cose bisogna dare delle risposte, bisogna quantomeno dimostrare interesse e non in qualche maniera distaccarsi dallo stesso. Siamo passati da chi in passato ha minacciato di incatenarsi al silenzio, mi pare, no? Vabbè, queste cose estemporanee. Quelle no? sono delle estemporanee manifestazioni che probabilmente non sono state manco regolate. Io ero di fronte quando venivano dette queste cose, perché venivi inaugurato un ospedale che non esiste ancora oggi, insomma, in quell'occasione. Quindi voglio dire, il problema è proprio lì. Io vorrei capire qualcuno che non sostituisca gli attuali, che poi vadano sostituiti non c'è alcun dubbio, ma qua il problema è capire come si fa ad uscirne? Vogliamo metterci in Io non vedo un progetto, non vedo un programma, non vedo qualcuno che chiami qualcun altro per dire che contributi puoi dare. Cioè si naviga a vista? Si naviga a vista, ma a vista molto, sì, proprio con scarsa visione, ripeto, c'è difficoltà il sabato a chiudere i turni della settimana successiva, quindi proprio l'orizzonte è veramente disastroso. Professoressa Calderaro, come legge la Calabria da Parma, la sua terra, quindi è, come dire, emotivamente legata a questa, è interessata a quello che avviene qua giù? Dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria, ovviamente non la conosco bene, esercito la mia professione da quasi 30 anni qua e quindi sarebbe presuntuoso da parte mia esprimere delle valutazioni. Ne ho conoscenze indirette per l'attività, la professione medica esercitata da miei familiari. Tuttavia ho trovato nella gestione della pandemia una grande freddezza e una grande capacità organizzativa, cioè l'immediata chiusura dei movimenti verso la regione è stata, lo dimostrano i dati, è stata una scelta molto saggia che ha evitato il diffondersi di contagi verso un sistema sanitario che storicamente credo abbia ancora delle criticità per potersi permettere numerosi ricoveri in terapia intensiva o gestioni di insufficienze respiratorie numerose e gravi come quelle che si sono verificate in alcune regioni del nord, questa dove mi trovo compresa. Però ci potrebbe essere magari una via d'uscita, forse una provocazione quella che sto per dire, ma è un pensiero che mi veniva ascoltando il dottor Corcione, cioè si possono mettere insieme competenze, esperienze anche di calabresi che in Calabria non lavorano, che hanno delle competenze in ambito sanitario, che possono formulare magari un comitato tecnico-scientifico regionale, perché no? Possono mettere a disposizione le loro competenze, la loro esperienza per poter dare qualche suggerimento, qualche indicazione, per poter magari implementare una rete sanitaria territoriale che consente ai cittadini di non avere solo l'ospedale come punto di riferimento per la loro condizione di salute, quindi non lo congestioniamo, lo rendiamo agile e capace di curarsi dei casi che veramente necessitano ospedalizzazione, e invece popoliamo di operatori sanitari, medici e tutte le professioni che in ambito sanitario sono necessarie il territorio, dando così la possibilità al cittadino di trovarsi nelle sue vicinanze un aiuto che possa essere il medico di famiglia con una rete di supporto territoriale che lo porterà in ospedale solo quando ce ne sarà bisogno. Ecco, non lo so se esiste già un insieme di conoscenze, di competenze, di esperienze professionali che si possano mettere a profitto, però trovo che la nostra regione ha molti colleghi che lì lavorano benissimo e che conoscono molto bene le esigenze territoriali, che potrebbero affiancarsi a colleghi che sono fuori dalla loro terra di origine, ma che secondo me sarebbero molto ben disposti a mettere al servizio della loro terra d'origine dei colleghi che sono rimasti lì a lavorare, le loro competenze e le loro esperienze professionali. E anche adesso l'uso della mascherina in ambienti
stabilimenti aperti, analogamente come è stato fatto in Campania, beh, non la trovo un'idea sbagliata. Teniamo in considerazione il fatto che guida queste scelte, secondo me, presumo che questa scelta sia stata guidata tenendo in considerazione che cosa quel sistema sanitario regionale si può permettere. Non si può permettere un picco epidemico. Allora lo abbiamo accuratamente evitato nei mesi scorsi, vediamo di non trovarcelo adesso alle porte. Eugenio Coccione vuole aggiungere altro? Sì, però devo mandare la pubblicità. Un attimo solo e torniamo tra pochissimo. Allora, torniamo in diretta all'ultima parte della trasmissione. Eugenio Coccione, quello che diceva la professoressa Calderaro. Sì, devo dire che purtroppo anche in merito alle cose che ha detto, le esperienze in Calabria ci sono e sono negative, nel senso che è verissimo, l'ho detto prima, le zone rosse sono state uno strumento quasi arcaico ma indispensabile, ottimo, perché ci ha consentito in qualche maniera vari vantaggi, il vantaggio di fermare i movimenti, il vantaggio di far capire alla gente che era una cosa seria, quindi diciamo un fatto positivo. Semmai qualche sindaco l'ha capita male pensando che fosse un'offesa verso quel paese, mentre invece verso quel paese c'era una protezione maggiore. Poi magari alla fine doveva essere il sindaco a essere malato e allora forse capiva che era il caso che bisognava preoccuparsi di quello che stava succedendo. Quindi da questo punto di vista tutto ok. Il vero problema è che qui la volontà di fare quello che i competenti dicono non c'è, perché la commissione famosa è stata fatta, 2 calabresi sono stati inseriti nella commissione Covid, sono stati mai chiamati, si sono dimessi, e parlo di chi sta dirigendo il guaio ed è diventato il primo consulente di Zaia, cioè il professor Navalesi, mai chiamato. Il professor Bruno, mai chiamato. Insomma, voglio dire, non si vuole l'indipendenza, non si vogliono le competenze, perché le competenze qualche volta sono scomode, che non rispondono al consenso facile. Riccardo, andiamo con le slide. Sì, intanto io volevo ringraziare la dottoressa Calderaro perché il concetto che lei ha presentato, cioè evitare il picco epidemico, è importantissimo, sia a livello nazionale ma ancora di più nelle regioni del sud dove il sistema sanitario è intrinsecamente più debole. Quindi lo scopo di tutte queste precauzioni alla fine è questo, evitare una situazione che poi da pericolosa diventa veramente emergenziale. Diciamo, allora, la prossima slide è quella che fa il quadro generale. Volevo dire anche alla dottoressa Calderaro che io non sono un giornalista, sono un fisico e sto qui a provare a leggere i numeri che circolano in giro, provando a renderli in qualche modo fruibili a tutti. Perché è veramente difficile. Sì, non l'ha letto non ha potuto leggere sotto pancia. Sì, no, vabbè, lo specifico solo perché, diciamo, lo sforzo che stiamo facendo anche qui insieme ad Attilio da diverse settimane è quello di rendere in qualche modo fruibili anche il dato quantitativo, che a volte viene usato per fare i titoloni sui giornali, ma non ha veramente carattere informativo. Allora, la situazione calabrese, che è quella che vediamo nella diapositiva che segue, è quella, si conferma il trend precedente rispetto a luglio in cui i casi erano quasi scomparsi. In Calabria abbiamo una crescita, per fortuna, come dicevamo prima, non veloce, abbastanza lineare. In questo momento abbiamo 538 positivi, questi dati sono attualizzati a ieri, di cui 34 ricoverati con sintomi, un solo ricoverato in terapia intensiva e 503 in isolamento domiciliare. Quindi è una situazione sicuramente molto molto controllabile. Se andiamo a quella successiva facciamo vedere il trend dei tamponi. I tamponi nell'ultima settimana sono leggermente aumentati, avevamo una media di 1500, ora siamo a 1658. Quello che però rilevo, perché grazie a questa trasmissione ogni tanto la gente mi contatta,
sono i tempi dei tamponi in Calabria, cioè i tempi continuano a essere abbastanza lunghi. In realtà se si vuole intervenire in maniera efficace sul tracciamento è chiaro che il tempo deve essere il più breve possibile tra il momento in cui si fa il tampone e il momento in cui si riceve la diagnosi. Per cui il numero di tamponi sta aumentando, siamo sempre più o meno a metà della media nazionale, quindi speriamo che la promessa di raddoppiare questo numero venga effettivamente rispettata. I tempi però, almeno dalle, come dire, dalle esperienze soggettive che abbiamo avuto, sembrano essere un po' troppo lunghi. Eugenio Corcione, ma questi test rapidi di cui si sente parlare che potrebbero rappresentare uno strumento in più per controllare l'espandersi della pandemia, l'avanzare della pandemia, beh, a mio giudizio può essere davvero uno strumento molto efficace in mano a chi opera. Non sei d'accordo? Dunque, allora, su questo argomento ovviamente ho la mia idea, però qui a questa tavola rotonda informale che stiamo facendo c'è qualcuno che ne capisce più di me. Mi pare giusto che parli la professoressa Calderaro. No, lo chiedo prima a te e poi lo chiedo alla professoressa Calderaro. Ma no, perché devo rispettare quello che ho detto prima. Le competenze vanno rispettate. Qui il problema, se la scienza dice non servono, non si devono fare, anche se porta consenso farli. Se si devono fare e basta. Questo è il dato. Quindi facciamo parlare alla professoressa. E l'hai chiamata in causa, allora la sentiamo subito. D'altra parte, il virologo è questo. In questi mesi ho visto tanti virologi nell'ultima ora, o tanti saltati sul carro della virologia. Vabbè, comunque, la possibilità di fare diagnosi in maniera accurata è una sola, è quello di prelevare secrezioni respiratorie mediante un aspirato di secrezioni nasofaringee o mediante un tampone faringeo. Questo è il metodo migliore per non sbagliare la diagnosi. È il metodo che ha la massima accuratezza possibile nei soggetti con sospetta infezione, cioè vuol dire con segni e sintomi sospetti. Oppure è il mezzo che ha ugualmente affidabilità diagnostica di livello elevato nei soggetti che sono contatti sani, cioè che non manifestano segni e sintomi ma che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto diagnosticato e riconosciuto infetto. Questi saggi sono abbastanza rapidi? Sì, esistono, noi virologi li utilizziamo, noi facciamo diagnosi di infezione da virus influenza o da SARS coronavirus 2 in poche ore dall'arrivo del campione, quindi il campione che arriva oggi, compreso oggi che è sabato, mi vedete qui al lavoro, tra poco avrò gli esiti dei campioni arrivati questa mattina, quindi le disponibilità diagnostiche ci sono. È ovvio che devono essere potenziati i centri, i laboratori di microbiologia e di virologia che siano in condizioni di avere il personale per poter gestire un carico di lavoro che è decisamente più elevato, perché gli strumenti e le tecniche diagnostiche per poter fare diagnosi in giornata ci sono, basta ovviamente reclutare tutte le strutture che hanno queste competenze. Quanto poi ai cosiddetti saggi rapidi che la stampa ha molto pubblicizzato, beh, attenzione, certo che a tutti fa piacere avere un risultato in 10 minuti, un quarto d'ora per esempio la ricerca dell'antigene di questo virus nella saliva, però sono dei saggi la cui accuratezza diagnostica non è ancora elevata come quella della ricerca, per esempio, dell'acido nucleico virale sulle secrezioni respiratorie che dicevo prima, tampone faringeo o aspirato nasofaringeo, quindi un margine di incertezza su un esito eventualmente negativo c'è, molto grande. Allo stesso modo un margine di incertezza sul positivo c'è, necessita di conferma. Certo che se so che sono probabilmente positivo, in via precauzionale mi mettono in isolamento e magari poi mi faranno il tampone, ma la fetta di quelli che ho licenziato come negativi non è assolutamente certo che lo siano. Quindi dobbiamo sempre tenere in considerazione che cosa vogliamo avere. Vogliamo avere velocità o vogliamo avere velocità ed accuratezza? Ovvio che ci sono poi di mezzo anche dei costi. Questi saggi rapidi non sono affatto poco costosi e anzi sono decisamente poco competitivi rispetto ai costi più o meno simili a quelli che possono avere i saggi del primo tipo che ho descritto e che sono disponibili, ripeto, alla portata di ormai tutti i laboratori del Sistema Sanitario Nazionale presenti sul territorio nazionale. Quindi si potrebbe implementare la diagnostica che già facciamo e concentrare anche le risorse di tipo economico, strumentale e tecnologico in quella direzione. Allora, delle due l'una, o aumentiamo la capacità di fare diagnosi, quindi implementiamo la presenza dei laboratori, oppure non se ne esce. Dando però laboratori con competenze all'interno.
se mettono me a fare il fisico, decisamente combino dei disastri, quindi è ovvio che all'interno dei laboratori che erogano prestazioni di diagnostica infettivologica ci deve stare lo specialista che ha quella competenza e non reclutare magari il primo che passa per strada solo per fare numero e per aumentare la manovalanza. Non è così evidentemente che si risolve il problema. Siamo messi male. Non mi risulta che da quando è scoppiato il problema, parliamo della fine di febbraio, si siano fatti investimenti in formazione, perché ha ragione la professoressa, in formazione più che su delle persone che in qualche maniera si devono formare per fare delle cose che non sono semplicissime. Si possono fare, niente di straordinario, ma si devono fare con formazione adeguata. Non mi risulta che questo sia stato fatto, investimenti in questo senso, se non in maniera spontanea e in maniera personale. Questo non va bene. Ancora una volta carenza organizzativa, carenza programmatoria. Professoressa Calderaro, allora questi test che pubblicizzano vengono rappresentati come una sorta di panacea, non è vero sostanzialmente? Ribadisco, dipende che cosa vogliamo sapere, dipende qual è la domanda che facciamo. Se la domanda è prevalentemente tempo brevissimo, pochi minuti, certo ci dobbiamo accontentare di un certo margine di errore. Se invece la domanda è aspetto qualche ora per avere un risultato assolutamente attendibile e verificato, allora dobbiamo cambiare direzione. Questi saggi non sono abbastanza utilizzati, non sono abbastanza diffusi, non li conosciamo, non sono stati valutati abbastanza estensivamente per poter capire quale margine hanno di eventuale errore, quale accuratezza diagnostica hanno. Quindi li stiamo provando, magari alla fine di questa esperienza li sapremo valutare in maniera più adeguata, in maniera più appropriata. Al momento il metodo di riferimento è l'unico che non sbaglia e che ci dà la possibilità di arrivare ad una diagnosi di certezza, tenendo però in considerazione che è vero quello che diceva il dottor Corcioni prima, ma è anche vero e mi risulta dalla rete dei microbiologi clinici che insomma conosco e sento e frequento, che le competenze ci sono mancate le disponibilità di tecnologia e sono mancate le possibilità di allargare la diagnosi delle infezioni virali dell'apparato respiratorio anche a questo agente. Quindi abbiamo una rete di laboratori di microbiologia e virologia sul territorio nazionale del sistema sanitario nazionale, quindi laboratori pubblici che hanno le competenze e le dotazioni. Avevano bisogno di un appoggio, di un supporto, di un sostegno dal punto di vista tecnologico, chiamiamolo così. Forse questo è mancato e con pochi soldi poteva essere allargato il pannello della tecnologia diagnostica. Riccardo, vediamo le previsioni, va. Facciamo queste proiezioni, vediamo un po', perché abbiamo promesso ai nostri telespettatori che avremmo... Sì, allora, intanto voglio dire che le previsioni sono sempre le cose molto delicate. Queste sono previsioni... Sulla base dei numeri che hai elaborato. Sì, insomma, sono previsioni in realtà elaborate dall'Istituto di Metrica Medica e Valutazione dell'Università di Washington. Quindi sono dei dati epidemiologici molto affidabili. Possiamo vedere la slide, la diapositiva che fa vedere i dati riferiti alla cosa più critica, cioè alle terapie intensive e alla necessità di ventilatori polmonari. Il primo grafico è quello della Calabria. Noi abbiamo avuto un picco veramente abbastanza ridotto in marzo-aprile, molto meglio del resto della situazione nazionale. Avevamo raggiunto un massimo di 22 richieste all'inizio di aprile. Le proiezioni, come si vede, sono abbastanza positive, perché vanno da un minimo di nessuna richiesta a un massimo di 12 in questo momento, con una proiezione massima probabile di 5. Quindi se le cose rimangono così, cioè se noi siamo capaci di continuare a controllare l'epidemia così come stiamo facendo ora, potremmo arrivare al periodo più critico, che è l'inizio dell'anno prossimo, in una situazione ancora molto, come possiamo dire, vivibile, cioè in cui non abbiamo bisogno di blocchi ulteriori rispetto a quello che stiamo facendo ora. La situazione in Italia anche, c'è la proiezione anche per l'Italia di questo stesso dato. In Italia avevamo raggiunto un picco di 5.300 situazioni di terapia intensiva con ventilazione polmonare a fine marzo, inizio aprile. Le proiezioni sono migliorate rispetto alla settimana scorsa. È chiaro che man mano che andiamo avanti vengono raccolti i dati, e i dati ci dicono questo, che
La settimana scorsa avevamo visto che il livello massimo possibile era di 16.000 richieste, ora invece abbiamo una proiezione a 8.500, cioè la metà. Il valore più probabile è rimasto più o meno lo stesso, tra 4 e 5.000, il minimo è un po' aumentato da 1.000 a 2.000. Questo vuol dire che la precisione della previsione sta aumentando. Ovviamente queste sono previsioni che tengono conto di quello che è successo fino ad oggi. Se noi cambiassimo le regole domani e cominciassimo ad andare in giro senza mascherine, a non curare l'igiene delle mani, a non curare il distanziamento, queste previsioni peggiorerebbero immediatamente. La cosa anche significativa è che man mano che andiamo avanti nel tempo, le previsioni da qui a qualche mese diventano migliori, cioè il margine di errore si riduce, così come sappiamo bene per esempio in campo meteorologico, no? Man mano che i dati vengono raccolti, la previsione per il futuro diventa sempre migliore. Questi sono strumenti estremamente importanti perché ci permettono, questi strumenti predittivi, di prevedere in qualche modo eventuali emergenze e quindi eventuali cambi nel sistema di regole che usiamo per controllare l'epidemia. L'epidemia è molto pericolosa, guardate, io vi do un solo dato che avrei dovuto dare all'inizio di questa trasmissione, ma se noi facciamo il rapporto tra i casi totali confermati nel mondo e i decessi, anzi il rapporto tra i decessi ufficialmente rilevati e i casi ufficialmente controllati, noi abbiamo un decesso ogni 50 casi. Questa è la situazione mondiale. Il fatto che l'Italia vada meglio, che l'Europa vada meglio e che l'Italia vada meglio è perché noi siamo paesi, per quanto possiamo lamentarci l'Italia, l'Italia è un paese avanzato e abbastanza ben organizzato e questo si vede nei risultati. Il mondo non sta così. Un decesso ogni 50 casi rilevati è un numero estremamente elevato ed è anche molto molto pericoloso. Quindi questa epidemia va controllata, noi dobbiamo fare il nostro dovere e ogni regione, diciamo, che riesce a controllare meglio questo fenomeno ovviamente contribuisce a migliorare anche la situazione mondiale. Dottoressa Calderaro, prima di salutarle, la Calabria ha fatto bene i compiti a casa, mi pare, eh? Assolutamente sì, dal primo momento. La Calabria e anche le regioni vicine ha fatto una scelta molto saggia, derivata dalla consapevolezza delle capacità di offerta diagnostica del sistema sanitario regionale. Chi lo conosce molto bene evidentemente ha capito che era il momento di proteggere la realtà sanitaria territoriale calabrese. È stata una scelta, i fatti lo dimostrano, i dati lo dimostrano, e ancora adesso è una scelta fatta. Possono sembrare restrizioni fastidiose, esagerate, ma come? Adesso la mascherina dobbiamo ritornare di nuovo? Ebbene, sono dei piccoli sacrifici che però premiano quando poi gli altri si trovano in grandi difficoltà. Dunque decisamente sono delle scelte molto molto congruenti con la realtà. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Eugenio Corcione, vuoi aggiungere altro? No, quella previsione di Riccardo ti ha un po' tirato su. Speriamo che abbia ragione. Ti ha tirato un po' su o no? Speriamo che abbia ragione, dipenderà da noi, dai comportamenti individuali che devono diventare collettivi. Se ti può servire, fino ad oggi non ha sbagliato nulla. Come? Fino ad oggi, se ti può servire, fino ad oggi Riccardo non ha sbagliato nulla. Speriamo che abbia ragione. Questo che cos'è questa grafica, Riccardo? Questa che vedo. Guarda, questa è una grafica abbastanza interessante, non l'ho potuta migliorare perché non ho avuto tempo, ma è la grafica che riguarda cosa è successo nelle scuole con il Covid. C'è il numero di scuole per regione con almeno un positivo, è il primo grafico in alto a sinistra, si vede che al solito la Lombardia è la regione che ha più problemi con 184 scuole, mentre invece le regioni, per esempio come la Calabria, hanno avuto molto meno problemi, noi abbiamo avuto solo 6 scuole con problemi di questo tipo. Ovviamente c'è una distribuzione dei casi per tipologia di scuola e si vede che in realtà le tipologie di scuole sono più o meno attinte da questo fenomeno più o meno allo stesso modo. Abbiamo le scuole superiori al 31%, quelle dell'infanzia al 19%, le primarie al 23% e poi ci sono le altre.
Riguardo alle categorie dei contagi che sono state rilevate nelle scuole, la stragrande maggioranza, il 76%, sono studenti, i docenti sono un po' meno del 12% e altri contatti insieme fanno circa l'11-12%. Quindi è chiaro che, d'altronde la numerosità nelle scuole questo dice, la categoria da controllare meglio sono proprio gli studenti. L'ultima slide, che io trovo anche molto interessante, è quella che riguarda la distribuzione dei casi nelle scuole. Vedete che al centro-sud le scuole che hanno avuto problemi con il Covid sono abbastanza poco numerose, la maggior parte delle scuole che hanno avuto problemi sono nel centro-nord, soprattutto al nord. Però ricordo il dato che ho dato prima: su 65.000 scuole solo 794 hanno avuto problemi, cioè praticamente una su 1000, e i problemi inoltre questi sono cumulativi, il che non vuol dire che tutte quelle scuole in questo momento hanno ancora problemi, li hanno avuti nelle ultime settimane, molte di queste scuole li hanno già risolti, quindi la situazione mi sembra sotto controllo. Bene, grazie a Corcione, grazie a Riccardo. Con Riccardo vi aspettiamo sabato prossimo, sempre con questo speciale per monitorare, guardare, organizzare, proiettare, vedere, aiutare alla comprensione del fenomeno. Adesso vi lascio con la nota di Filippo Veltri. Allora, coronavirus, dopo TG con argomento coronavirus, sabato prossimo invece vi dico che lunedì a partire dalle 15 saremo in diretta per raccontarvi il voto nel ballottaggio che interessa le città di Reggio Calabria, la città di Crotone, di San Giovanni in Fiore e di Castrovillari, come sempre, come nostra abitudine, come la nostra storia e con il nostro modo di fare informazione in tempo reale, tutto ciò che si muove nel panorama calabrese. Arrivederci. Credo che sia opportuno riprendere il tema che è stato più volte affrontato, che è quello dello stato di emergenza del nostro paese, cioè della misura che viene dichiarata da parte del governo, del Consiglio dei Ministri, e che sostanzialmente è in atto in Italia da un anno, cioè dalla fine di febbraio, dei primi di marzo di quest'anno. Ora pare che lo stato di emergenza che scadrà nei prossimi giorni, nelle prime giornate di ottobre, possa essere prolungato al 31 di gennaio, nel senso che di questo si sta discutendo in queste stesse ore nel Consiglio dei Ministri da parte dei capi delegazione che sono stati convocati dal Premier Conte per prolungare lo stato di emergenza nel nostro paese al 31 di gennaio. Ora, perché ne parlo? Ne parlo perché, così come è avvenuto nei mesi passati, sta riemergendo ora un tema che a me pare francamente fuori luogo, ed è quello di come dire, di far passare questo stato di emergenza, che serve per tante cose al governo per cercare di contrastare la pandemia, come il prolungamento, così si dice, di uno stato di polizia. Ora bisogna stare attenti alle parole, perché le parole possono poi indurre, anche se dette in buona fede, ovviamente ognuno può legittimamente esprimere la propria opinione, però queste stesse parole possono indurre un'opinione pubblica che è distratta e che spesso anzi è travolta da stati emotivi, a credere che nel nostro paese ci sia davvero uno stato di polizia vigente, la dichiarazione di emergenza che è in atto tutto sommato da 10 mesi in Italia. Le parole sono pesanti, perché lo stato di polizia può servire a confondere le idee e a non far vedere qual è il vero problema, cioè a vedere le stelle e non la luna, come si dice. In Italia ci sono oltre 30.000 morti. Nel mondo ci sono oltre 1 milione di persone che sono decedute dall'inizio in cui è stata dichiarata esistente la pandemia. Come è noto, il contagio sta riprendendo, anzi è già ripreso da settimane in molti stati del nostro pianeta. È ripreso negli Stati Uniti, è ripreso in India, pare che non sia ripreso in Cina, è ripreso anche in Italia.
Ciò significa che la pandemia non è stata estirpata, esiste, sono ripresi in molte zone del nostro paese, dell'Italia, le terapie intensive, ci sono focolai in varie parti del nostro paese. Noi stiamo cercando di contrastarlo anche meglio rispetto ad altre zone d'Europa, ma parlare di stato di polizia, se dovesse essere ripristinato dopo la scadenza dei primi di ottobre lo stato di emergenza, significa non far capire qual è la vera questione. La vera questione è quella di stare attenti, la vera questione è quella di mettere in atto misure che consentono in modo collettivo, quindi al di là della coscienza individuale che deve guidarci in questi momenti, in questi giorni, in queste ore, in questi mesi, di mettere in atto delle misure che possano efficacemente servire per contrastare la pandemia. Non esiste uno stato di polizia in Italia. Chi sostiene che con lo stato di emergenza si prolunga uno stato di polizia significa che non vede quello che è sotto i nostri occhi, non vede quello che sta avvenendo, non vede soprattutto quello che potrebbe avvenire se non si mettono in atto misure adeguate, se non ci sia una risposta da parte dello Stato, degli Stati rispetto alla pandemia. Non c'è un punto di esagerare, non c'è un punto, perché non serve. Non serve e fra l'altro non è attuale. Però le stesse misure che le stesse regioni, la stessa regione nostra sta mettendo in atto, ad esempio con l'obbligo dell'uso della mascherina per tutti all'aperto, quindi a prescindere da situazioni di assembramento o meno, testimoniano di una cosa. Se questo virus non è sparito, come si fa a contrastarlo? Come si fa ad evitare che si diffonda ancora di più e che noi possiamo ricadere nelle tragiche, drammatiche, dolorose giornate di marzo e di aprile del 2020, cioè tutto sommato 4 mesi fa? Dobbiamo dare la possibilità a chi ci governa di mettere in atto strumenti utili e adeguati. La democrazia nel nostro paese è salda, le libertà sono salde. Parlare di cose che non sono all'ordine del giorno non serve dunque a nulla. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci sono posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altre volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passasse. Ero cancellassa, chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ti sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte. Eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno trona e ti dice io ti dugno
e non ti pigli. Chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calabrisella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Sera su di pini, a ciopè a tifo bagno, scinni su tari bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spina, ci voglio e spina. Chitarra e suona calabrisella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene in vacanza. E quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.